I consorzi di bonifica oggi si stanno dimostrando come enti estremamente moderni, al passo con i tempi, ma soprattutto che stanno valorizzando in un momento anche di crisi delle istituzioni un forte ruolo di sussidiarietà tra quello che è il centro e la periferia. Noi siamo estremamente presenti sul territorio, lo governiamo da un punto di vista idraulico, lo conosciamo attentamente e soprattutto investiamo le risorse del territorio sullo stesso, e quindi è un principio importantissimo che va a far sì che i consorzi oggi possano essere candidati e soprattutto essere pronti a una gestione molto più complessiva del futuro del Veneto da un punto di vista idraulico. Il nostro territorio è particolarmente delicato, si è visto gli anni scorsi che cosa è successo a livello idrogeologico. In questo campo voi che cosa state facendo e cosa farete? Noi lo continuiamo a monitorare il territorio e lo preserviamo attraverso la nostra manutenzione. Investiamo sul territorio, frutto della contribuenza dei proprietari di immobili, circa 110 milioni di euro all'anno e soprattutto abbiamo un'estrema conoscenza, come dicevo prima, delle necessità e soprattutto della fragilità del territorio, e per questo oggi presentiamo per l'ennesima volta il piano delle opere, un piano pluriennale che evidenzia 500 idee progettuali, progetti esecutivi per un totale di circa 1 miliardo e 400 milioni di euro, al quale a queste risorse circa 200 milioni sono già stati finanziati, però purtroppo dobbiamo assistere che queste risorse finanziarie provengono dagli anni 2007, 8, 9 e dopodiché il vuoto, e questo fa sì che